Il ministro Lorenzin è stato informato assieme all'Istituto Superiore di Sanità a luglio di quest'anno e addirittura ci hanno dato 2 milioni di euro di finanziamento per un progetto all'interno del quale c'era anche la plasmaferesi. Allora, delle due l'una, o non leggono le carte o fanno finta di non leggerle. Finanziata e poi contestata. E poco importa se ieri i direttori dei dipartimenti dei centri trasfusionali del Veneto si sono espressi per la bontà e la sicurezza della plasmaferesi. Il ministro Lorenzin gioca a rialzo e oggi precisa che il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità non sono mai stati formalmente informati dalla Regione circa l'utilizzo di questa terapia. Zaia pronto a rispondere e commenta: il dibattito è inutile e dannoso. Inutile perché crea inquietudine nei cittadini. Penso, mi metto nei panni delle mamme e dei ragazzi che magari hanno tassi di FAS e quindi di questi inquinanti alti nel sangue. Il piano di presa in carico della popolazione è stato approvato, spiega il governatore, con delibera del 2016 ed è stato trasmesso al Ministero il 13 gennaio 2017. Insomma, di tempo ne avevano per leggere le carte. In tale piano, poi, oltre ad un primo livello di chiamata attiva della popolazione, si prevede anche un secondo livello di approfondimento diagnostico e di trattamento per alte concentrazioni di FAS, che è ampiamente descritto. Inoltre, il 18 settembre al Ministero è stato anche inviato un documento aggiornato di sintesi con i risultati delle attività. Insomma, più di così. In Veneto ogni anno 56.000 veneti e venete si sottopongono volontariamente alla plasmaferesi per poter donare la loro albumina, che poi viene utilizzata nel circuito del farmaceutico per curare le malattie dei nostri cittadini. Allora non capisco per quale motivo adesso sia così demonizzato.